Allora buongiorno, si è appena conclusa la messa per la patria dal Friul a Vito d'Asio, c'erano tante fasce tricolori in chiesa appunto dal parroco di Vito d'Asio, ed c'era anche il vicario della Curia Genero. Una cerimonia che è stata preceduta con lo scampanio appunto delle campane del campanile di Vito d'Asio. In questo momento siamo invece a Casiaco, dove invece ci sarà la cerimonia con la presenza di tutte le autorità. Questo è un centro sociale, ci sono tutti i rappresentanti dell'Arlef, a momenti è atteso l'arrivo anche dell'assessore regionale Roberti, che ha presenziato anche alla messa. Dicevo della fase precedente della celebrazione religiosa, c'erano gli sbandieratori, ci sono stati appunto gli scampanotadores che hanno fatto suonare a festa le campane per dire grazie per la scelta di Vito d'Asio quale sede ospitante della festa della patria dal Friul. Una festa che, come ha ricordato il parroco di Vito d'Asio, finalmente ha visto la possibilità di poter far accomodare le persone in tutti i posti occupabili della chiesa intitolata a San Michele Arcangelo, in questa bellissima area, e la vedete nelle riprese del nostro Paolo Bassi. Io chiedo a Eros Cisilino, che è il presidente dell'Arlef, che ringrazio, che è arrivato come un razzo da Vito d'Asio. Grazie per la celerità. Grazie a voi. Allora, intanto ti chiedo che atmosfera si respirava. Tante fasce tricolori e una chiesa veramente gremita in una bomboniera di paese. Sì, è un paese che è un simbolo, no? È un simbolo di paese proprio perché alle montagne, ma di stesso alle donne della pianura, con una caratteristica identitaria fortissima, che è un'identità insomma asina, e di fatto lo ha ricordato anche Don Italico dalla sua predica, e nos ha fatto proprio piacere di vedere, sebbene non è proprio dal centro dal Friul, che sono venuti tanti sindici, vuol dire insomma una grande riconoscenza, ecco, proprio per il riconoscimento della lingua furlana, ma anche dal Friul soprattutto, ecco. Ecco, che valore ha quest'anno la festa del Friuli, dopo la pandemia che comunque ci ha tenuti lontani? Un enorme valore, proprio perché speravano di tornare a tassi in presenza, e anche i sindici che non avevano potuto partecipare alla messa hanno potuto venire qui, come sono qui, vi ho tanti anche sindici che dopo parteciperanno alla celebrazione, ecco, così laica, ufficiale, e si è stato proprio di quel grande svicinamento di tante persone che hanno implenato l'Iglesia, ma sicuramente impleneranno anche il centro sociale. Dopo il paese di Vito, il comune di Vito è un comune simbolo di una frazione che ha 20 km, e che vuol dire una gestione particolarmente difficile, che è la gestione che tutti i sindici purtroppo approvano in quel momento qui, soprattutto è anche più difficile per via delle pandemie che sono state, no? Sicché è un paese che alle vie tornare a cominciare proprio per far capire le difficoltà, ma anche le prospettive dai sindici e dalla lingua furlana, dal Friul, che al viato un sodoman dal tutto differente dopo le pandemie. Ecco, Presidente, una bomboniera di paese, Vito d'Asio, la presenza di tanti sindaci della regione. È una domanda che ti ho già posto in passato. I passi verso l'autonomia, tu hai detto anche nei giorni scorsi dobbiamo fare ancora tanta strada, e quindi facciamo tante strade. Sì, di fare anche tanta strada, il pieno riconoscimento dell'autonomia ha anche grandi possibilità insomma, di potersi sviluppare, no? Ma vi ho detto che la regione insomma, ha fatto qualche passo in avanti. L'importante, come che dici, no? Un passo importante nel senso che insomma, vi ho detto anche da un punto di vista normativo che è stato dato spazio, ecco, a certi istanze che per come
insomma, e vi ho detto che sono stati inviati. Una delle istanze che viene inviata, ma non proprio per la regione, è quella del riconoscimento della RAI. Io ho detto sempre che vi ho Telefriul ha un ruolo sostitutivo, un lavoro importante, perché caldà voce la lingua furlana e vi tante difficoltà a fare da chi sta voce alla RAI, non capiamo per qual motivo, però vi ho detto che Telefriul è un emittente che è crot e io penso che tal team appaierà veramente tanto questa maniera di crodi. Per l'autonomia, per una vera autonomia, Covente, il che Robischi, a Covente un'imprenditoria che crodi tra la lingua furlana, che crodi tra l'identità furlana, ma è vero che proprio a Telefriul, se di operatori, ma se di anche la proprietà a croding, e che la è un esempio di seguire, e penso che qualcuno che ha con interesse questi esempi che lo stai già seguendo. Grazie al Presidente dell'Arles, magari ci vediamo prima della fine della diretta. Qui alle nostre spalle appunto c'è la sala dove ci sarà, lo ricordava Ciselino, la cerimonia laica con tutte le autorità e tutti i discorsi di rito. Geremia Gomboso, grazie, anche lui è venuto giù come un razzo da Vito D'Asio, Presidente dell'Istituto Ladin Furlan. C'è questo striscione alle nostre spalle che di fatto introduce quest'uomo che per tanto tempo ha svolto il ruolo di amministratore. Intanto ti chiedo se ti manca. Ogni tanto sì, se di dire la verità sì, ogni tanto. Cosa manca di quel ruolo? Beh, il contatto con lei, no? Il contatto con lei è incredibile. Comunque, mi è anche l'onestà di farsi di bande e che vado in denant, che sono state lesse. Geremia, possiamo spiegare ai nostri telespettatori, la mascherina se vuoi puoi toglierla, tanto siamo all'aperto, sì, tanto si può togliere. Ecco, ti chiedo che cos'è l'Istituto Ladin Furlan, per chi non lo sapesse ancora. L'Istituto Ladin Furlan è nato dopo morte, perché qui infatti è intitolata a lui perché per partire in denant, prima di tutto i collegamenti fra i vari gruppi ladins dalla Svizzera e dall'Italia, no? Perché sapete che la penisola ladina partì dal canton Grigioni di San Maurizio, non San Moritz, e arriva giù fino in Friuli. E quindi quella è uno dei primi motivi che è nato l'istituto. Dopo, noi vendite che abbiamo di recuperare l'identità storica, di sei donne anche dalla Iglesia, sempre per recupero della vecchia funzione che aveva il patriarcato di Aquilea e che come si è sfantato dopo che è stato disfatto dal 1651, e che sono i tre obiettivi oltre al recupero storico, perché noi stiamo partendo in denant come la nuova battaglia che è sul fatto di partire la storia dalla scuola, che lì è il grande problema. Ti chiedo, Geremia, visto che l'hai spiegato in conferenza stampa qualche giorno fa, quell'aneddoto meraviglioso, lui già ride perché ha già capito di che cosa parlo, quando nella prima festa la prima grande festa, perché aveva già cominciato dal 70 Iglesia Furlana a fare la festa, però la faceva fra di loro. Se gli è succeduto? E dopo è succeduto che quando abbiamo fatto la prima grande festa a Aquilea, che dalla Digos non sono venuti da ogni e non sono dite che guardate, siete austriacanti, no? State facendo propaganda per un Stato che non è l'Italia. Ma perciò vi dite, stai sventolando la bandiera austriaca. Ma scusate, la bandiera austriaca è bianca e rossa e ha un'aquila con due chiavi, no? Una sola è gialla e blu, che è la bandiera del Friuli che era stampata sulla tonia di Alberto Bertrando. Senti, non domanda scuse perché erano disinformati. Disinformati, mandasse allo sbaraglio proprio. Senti, che cosa significa essere friulano nel 2022? Sei friulano per me è un motivo di orgoglio, perché se uno conosce la storia, tutto che ha passato, che il territorio qui di anche il primo patriarca è stato eletto, che era dal 550 voti, 10 anni dopo sono arrivati a Longobardi, quindi Paolino I è stato il primo patriarca. Immaginai, noi siamo dal 2020, tutta la storia che è passata qui, invasioni, guerre, di tutto, però che abbiamo avuto due robe che non sono sempre salvate, la lingua e la religione. Perché fra di noi, che sono tre popoli, perché chi è la cerniera dell'Europa, che dice che vuole, chi sono tre popoli che non hanno mai fatto baruffe fra di loro, mai, sono sempre stati invaduti, non si mai lasciano invadere, e quindi pensi tu, conoscendo la storia, sono orgogliosi di essere furlan e vedi che la tua lingua non si giocare più, che dalla storia preferiscono giocare dei dinosauri, a scuola e frus, tu sei orgoglioso pensando di ciò che sei, stas e ciò che potrai sei.
E questo passaggio ci può dare in sei? Può essere una cerniera dell'Europa, perché insomma ciò che sta succedendo come noi siamo in un punto strategico, si dice per italiano, della storia. Noi abbiamo bisogno di recuperare la nostra identità, salvare la lingua, perché abbiamo una responsabilità, se la vasi morì è una responsabilità nostra e quindi noi dobbiamo combattere queste robe qui. E per il futuro bisogna portare dalle scuole la storia, i frus, la lingua, plan plan non buttare di colpo e dopo di recuperare il ruolo anche dell'Iglesia. L'Iglesia, a me giudizi e lavori distante di che realtà che si è dismentata di ciò che fa l'Iglesia qui per 1500 anni. Bello oggi però sentire tutta la messa celebrata in Marilyn. Per me, io mi ingroppo ogni volta, sarai un po' fanatico, però fa tutto un altro effetto. E la gente che lei e che chianta, la chianta finale, era tutta lei che chiantava, Maria Vergine, saluti. È sempre attuale, eh? Sempre. Geremia, grazie. Grazie a voi, se investe mandi a Deutsch. Grazie a Geremia Gomboso, noi adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo qui perché la Kuberli penso che abbia già agganciato qualche ospite e quindi pubblicità tra poco da Casiaco di Vito D'Asio. Ed eccoci nuovamente assieme, ringrazio l'assessore regionale Roberti. Allora intanto Roberti si è emozionato oggi, un paesino che è veramente, sta in un fazzoletto ma è veramente l'ho definita una bomboniera. È un paese bellissimo, un posto bellissimo e la giornata di per sé è emozionante. Emozionante ancora di più perché ritorniamo in presenza dopo 2 anni di pandemia che ci ha costretto a svolgere la festa della patria del Friuli da remoto, comunque limitando i contatti umani. Oggi ritorniamo in presenza in un bel posto, nella montagna, in un piccolo paese di quelli che rappresentano la ricchezza del Friuli Venezia Giulia e per una ricorrenza che è sicuramente importante non solo per il Friuli, come ho già detto più volte, ma per tutto il Friuli Venezia Giulia. Senta, Roberti, cosa ha fatto la Regione per la tutela della lingua? E le chiedo, ma c'è ancora tanto bisogno di tutelare questa lingua? C'è sempre bisogno di tutelare la lingua, le lingue presenti sul territorio regionale. Noi con questo mantra andiamo avanti dall'inizio della nostra legislatura. Pensiamo che questo sia un valore aggiunto, il valore aggiunto per il Friuli Venezia Giulia. Una regione a statuto speciale che deve la sua specialità a queste caratteristiche, la presenza di 4 lingue parlate ufficialmente sul nostro territorio. Quindi non possiamo permetterci di difendere questo nostro patrimonio che ha quindi evidentemente anche delle derivazioni di carattere finanziario nei rapporti che abbiamo con lo Stato e con i privilegi che abbiamo rispetto ad altre regioni a statuto ordinario. Per questo dobbiamo fare tantissimo per preservare e quanto più possibile aumentare la presenza delle lingue parlate sul nostro territorio regionale. Per quanto riguarda il friulano penso al piano di politica linguistica che abbiamo approvato da poco e che rappresenta una svolta rispetto al passato con interventi importanti, puntuali, dove le chiacchiere stanno a zero e ci sono tanti interventi mirati che vengono messi sul campo. Penso al nuovo regolamento sul finanziamento per gli enti e associazioni che si occupano di friulano che abbiamo approvato soltanto qualche giorno fa dopo aver consultato anche le associazioni storiche che si occupano di friulano sul territorio. Penso alla miriade di manifestazioni, di eventi, di progettualità che porta avanti e finanzia l'Arlef come longa manus della regione Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto, e questo penso sia un tema centrale, lo dico anche parlando a Telefriuli, ci sia sempre più bisogno e anche la Regione abbia sempre più bisogno di coinvolgere il privato nella promozione e nella diffusione delle lingue. In questo anche il mezzo televisivo che voi rappresentate è sicuramente un fattore importante e chiave per andare avanti su questa strada. Senta Roberti, poi la lascio. Lei è triestino. Mi può raccontare la sua esperienza, un triestino che di fatto dimostra affetto, predilezione, proprio lo ha detto prima, bisogna sempre tutelare la lingua friulana. Beh, Trieste è un pezzo della storia del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia è una regione composita non soltanto nel nome, anzi il nome è composito perché rappresenta diverse anime. Se noi vogliamo tutelare la nostra storia, la nostra identità, dobbiamo assolutamente tutelare tutte le anime che popolano il Friuli Venezia Giulia. In questo il friulano sappiamo che è l'anima predominante, quantomeno numericamente, perché rappresenta più della metà della regione Friuli Venezia Giulia come numero di parlanti. Poi abbiamo il tedesco,
abbiamo lo sloveno, c'è la parte triestina che rappresenta un altro pezzo di storia, ma soltanto se siamo tutti insieme, soltanto se riusciamo a convivere tutti insieme, a valorizzarci tutti insieme, possiamo portare avanti la grande storia del Friuli Venezia Giulia. Assessore, io la saluto in friulano perché anch'io, insomma, gli auguro buone giornate, si vede in preste, mandi. Salutiamo Roberti, lo perfido sorride, il vice sindaco di vice sindaco di Pordenone che ringraziamo per la sua. Lei parla correntemente il friulano o no, intercala? Anche se Donni in italico ci ha sgridato, io devo dire che lo capisco, però ancora per rispetto nei confronti della lingua friulana ancora non lo parlo, magari tra un po' inizieremo a dedicarci. È un dovere per noi come comune di Pordenone essere presente come comune capoluogo di quella che fu la provincia di Pordenone. Ci sono 36 comuni in provincia di Pordenone, quindi il Friuli occidentale, dove si parla friulano, e quindi essere presenti anche un doveroso rispetto nei confronti di questa identità che fa parte del nostro territorio. Cosa si sta facendo nel capoluogo della destra tagliamento per la tutela? Il dialogo continua tra le amministrazioni, devo dire che appunto molto veniva fatto dalla provincia di Pordenone, di cui l'ultimo presidente era proprio il sindaco attuale Alessandro Ciriani. Ricordo proprio l'ultimo libro che venne fatto in collaborazione con la provincia di Udine proprio per approfondire l'identità e la cultura friulana, che appunto, come dicevo, riguarda tanta parte del territorio del Friuli occidentale. Il nostro compito è quello di sensibilizzare anche le identità, sensibilizzare le realtà, facendo in modo che l'identità friulana venga potenziata anche all'interno dei percorsi scolastici, e questo è un percorso costante che deve essere fatto per essere approfondito, anche perché tramite la lingua poi si approfondisce la cultura e si entra proprio nel vivo, nella carne della friulanità, che è quello che poi quando si va in giro per il mondo con le nostre aziende o anche con le nostre attività amministrative ci fanno fare sempre bella figura. Ultima tra tutte quella laboriosità, operosità, quella dedizione, la solidarietà che viene espressa dalla protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Sono stati in Slovacchia, nel giro di poco tempo hanno montato un campo per l'assistenza profughi che scappano dalla guerra in Ucraina, e sono stati tutti riconosciuti come validi lavoratori che nel giro di poco tempo appunto hanno messo a disposizione di chi scappa dalla guerra questa struttura. Ecco, questo è tipico friulano, fa parte proprio di quell'identità che ci sa rappresentare bene in tutto il mondo. Grazie vice sindaco di Pordenone, lo perfido, lo ringraziamo e ci vediamo presto. Grazie Mandi, grazie di cuore. Io volevo un attimo scambiare due parole con il sindaco di Udine, che abbiamo visto appunto nel pre di questa diretta, però le chiedo, sindaco, un po' di tirare la linea su questa messa che finalmente era in presenza e tutti i banchi erano riempiti in ogni ordine di posto. Sì, tanta gente, tanti rappresentanti delle istituzioni, del comune, è stata una cosa bellissima. Poi ero contento che ha cantato il coro di Forniavoltri, io sono legato a Forniavoltri, è bellissimo anche questo aspetto perché hanno cantato con la variante con le finali in O, che è una cosa anche questa bella della lingua friulana, che ha le sue varianti, come anche a Vito hanno usato una variante particolare. Il parroco ha fatto la predica con delle parole che sono tipiche di questa area, di questa zona. Grazie al sindaco di Udine per il suo intervento. Voglio salutare un mio amico, Carlo Cedolin, che è di Anduins, che ci sta guardando in questo momento, e quindi gli avevo promesso una menzione. C'è anche Pitton, sindaco di Talmassons, che due parole può dirmele. Noi sentiamo i sindaci dei capoluoghi della regione, ma anche questo è territorio. È territorio, e poi insomma, anche come ultimo presidente del Consiglio di Provincia di Udine, chi si sentì, insomma, era giusto essere presenti da un momento così importante, insomma, una festa così importante. Pitton, che cosa si può fare ancora nei piccoli paesi, nei piccoli comuni per tutelare la lingua? Ma come si diceva prima, bisogna imparare a baiare sempre, no? A cominciare dalle scuole, se esistono importanti progetti che vengono fatti all'interno delle nostre scuole, a cominciare proprio dalle scuole primarie, sono fondamentali per poter fare in modo che la nostra lingua, la nostra tradizione, la nostra cultura venga tramandata e cominciare proprio dai primi signs di vita. Ecco, Fabrizio, a Talmassons si parla correntemente ovviamente il friulano, è in diffusione, in allargamento secondo te o no?
ha fatto un gran lavoro, grazie anche dalle associazioni dal territorio e soprattutto a questo gran rapporto che viene con la scuola, che viene dei progetti proprio mirati, che viene fatti sul Furlan, addirittura con delle pubblicazioni che vengono portate all'interno delle scuole, e questo diventa fondamentale, addirittura con dei giochi che fanno per Furlan e molti avere un contatto leggero, tranquillo. Dopo non ve paura di tabaialu il Furlan, anche se qualche volta si sbaglia, non è proprio che il Furlan perfetto, preciso, no? Ma il Furlan è la nostra tradizione, quindi noi di tabaialu come anche che se non sentiamo il Furlan e la 10 par di noi. Grazie Fabrizio Pitton, sindaco di Talmassons. Andiamo in pubblicità. Veramente in maniera telegrafica, in un minuto, che cosa l'ha colpita di più della predica del suo omonimo? Che ha invitato tutti quanti a coltivare il friulano, a parlare il friulano, ed è stato bello perché veniva da un parroco che ha dimostrato in più di un'occasione di volere bene, fortemente bene al friulano e ai friulani. Adesso cosa succede, sindaco? Adesso ci troviamo con tanti colleghi che mi hanno fatto una gioia immensa di essere qui oggi e hanno reso ancora più bella questa giornata. Ci troviamo a scambiarci quello che sono impressioni e anche gli auguri per questo nostro Friuli. Grazie al sindaco di Vito d'Asio. Io vado un attimo dal collega confinante, me lo presenti tu? Ma assolutamente, l'amico fraterno, vorrei dire, Chiapolino di Forgaria. Eccovelo qua. Allora, sono territori che si assomigliano molto, Chiapolino. Sì, assolutamente. Siamo ovviamente sempre in contatto e sempre sulla stessa linea anche sulle scelte importanti, perché sono territori che hanno stesse peculiarità e stesse esigenze. Ecco. E purtroppo anche recentemente ci troviamo anche vicini per conservare certe identità e certe situazioni territoriali che stanno anche un po' minacciando i nostri territori. Però insomma questa giornata qua è una giornata che sicuramente ci deve far capire come sia importante portare avanti i territori, i valori e la cultura per i quali chiaramente nei secoli chi ci ha preceduti ha comunque fondato, comunque cercato di lottare. Ecco, quindi io faccio i complimenti al Comune di Vito d'Asio, e alla società, anche all'associazione Lissagani e tutti quelli che hanno dato una mano per organizzare questa bellissima giornata commemorativa dei 945 anni della fondazione dei Padri del Friuli. Grazie Chiapolino e buona cerimonia. Adesso fra poco inizia, quindi io chiedo a Moretuzzo di aspettarmi un attimo e vorrei andare dal vice sindaco di Gorizia, che è con un sindaco che tra l'altro può vantare una Invicti Lupi, stanno vincendo da tutte le parti con quel filmato, ma arriviamo subito. Approfittavo dell'occasione. Gorizia come saluta questo evento? Lo saluta come ogni anno con grande entusiasmo, anche perché Gorizia è sempre presente, ha ospitato anche anni fa la festa della Patria del Friuli convintamente, anche perché Gorizia ha una componente molto importante di lingua e non solo, anche cultura friulana, perciò credo che sia il minimo essere qui oggi a testimoniare appunto questo attaccamento e questa volontà di perseguire anche di perseguire appunto la volontà di rendere il friulano una lingua per tutti. Allora io vado al sindaco di Romans. Intanto percentualmente quanto si parla la lingua friulana a Romans di Zonza? A Romans Ferrelin Furlan, come si dice, ecco. A Romans si parla friulano perché è il comune friulano, poi chiaramente la popolazione è cresciuta e ci sono persone che non parlano perché arrivano magari da altre zone della regione o anche al di fuori, però fondamentalmente Romans è il comune friulano ed è ancora molto sentita sia la tradizione che anche la lingua. Senta, possiamo parlare di fenomeno Invicti Lupi? Possiamo parlare perché stanno veramente riscuotendo un successo meritato, anche perché la qualità che mettono in campo è notevole e il filmato appunto viene giustamente apprezzato in ogni luogo dove viene presentato. Fa parte di un intero movimento di valorizzazione del patrimonio longobardo che stiamo portando avanti e di questo siamo ben felici, perché anche noi come amministrazione comunale, anche assieme appunto all'associazionismo Invicti Lupi ma anche Scussons, stiamo portando avanti anche l'idea del museo, del nuovo
nuovo museo che a breve appunto troverà concretezza. Quindi siamo ben felici che tutto questo movimento abbia questo successo e questa visibilità. A proposito del museo, Sindaco, mi hai dato uno spunto, faremo una puntata dello Scrigno magari a Romans di Sonzo appena mi darai il via. Grazie e buona festa. Grazie anche a voi, buon proseguimento. Grazie al Sindaco di Romans. Adesso io vi lancio un minutino che è stato montato dal nostro Giancarlo Virgilio con le sue immagini e con l'inno del Friuli. Ed eccoci ancora in diretta da Casiacco di Vito D'Asio. Ringrazio Eleonora Kuberli per il supporto, è veramente prezioso. Massimo Moretuzzo, consigliere regionale, che vive proprio nel cuore del Friuli, nel medio Friuli. Sì, oggi è una giornata di festa per tutti i friulani, è una giornata di festa in particolare per il comune di Vito D'Asio, questa parte del Friuli di là da Laghe, no? Ogni tanto vediamo il tagliamento come qualcosa che divide, invece mai come oggi, mai come in momenti come questi, il tagliamento è un fiume che unisce, che fa da cerniera fra le diverse anime del Friuli, e oggi è fondamentale essere qua, non solo per celebrare un anniversario, perché insomma lì si rischia di cadere tante volte, no? Nella retorica, nello sguardo rivolto al passato. Invece è fondamentale ricordarci da dove veniamo, perché il Friuli oggi ha bisogno dei friulani, abbiamo bisogno soprattutto di esprimere una visione di una terra che rischia di essere lasciata ai margini della storia, e non è il caso, insomma. Senti, quanto siamo uniti e quanto siamo divisi? Ci sarebbe bisogno di un po' più di unità nei momenti topici, no? Questo lo si vede anche spesso in Consiglio regionale. Ci sono momenti in cui i friulani sono capacissimi a farsi del male da soli, perché sulle partite importanti, anche quando si distribuiscono le risorse, ad esempio una cosa che invidio agli amici di Trieste è che quando si parla del porto loro sono come un solo uomo, si battono e portano a casa tutte le risorse molto cospicue che stanno arrivando. Noi invece siamo bravi a guardarci male l'un l'altro ogni tanto e non riuscire appunto a trovare una visione comune per far sì che anche le risorse che arrivano importanti oggi dall'Europa, dallo Stato, vengano impiegate per il futuro di questa terra. Qui dobbiamo essere bravi a essere friulani non solo il 3 di aprile ma tutto l'anno. Ecco, Moretuzzo sembra vedere sempre Fasin di Bessoi, no? Sì, Fasin di Bessoi va bene quando si tratta di tirarsi sulle maniche e fare dei lavori nei momenti di emergenza, però il Fasin di Bessoi non deve tradursi nell'isolamento, non deve tradursi nell'incapacità di tenere quelle relazioni che ti servono davvero per costruire un'idea di futuro diversa
più sostenibile, più lungimirante, più dentro il cuore dell'Europa. Quell'autonomismo e quell'identitarismo usati a volte come feticci, no? Rivolti esclusivamente al passato, non fanno bene, anzi ti escludono dai processi storici che non possiamo trascurare. Grazie a Massimo Morettuzzo, buon lavoro e buona cerimonia. Allora, io direi che possiamo andare ancora con un servizio e questa volta vorrei farvi sentire che cosa pensa Mauro Corona della festa della Patria del Friuli, quanto è utile stare uniti. Quindi sentite Corona, l'ho incontrato a Bertiolo nell'ambito della premiazione del premio che ha ricevuto Corona come friulano doc. 3 aprile, festa della Patria del Friuli, approfitto dell'occasione ti ho qua. Hai parlato stasera anche qui di autonomia. Ma guardate ragazzi, devo parlare di autonomia perché non è giusto che io vorrei, autonomia vuol dire che abbiamo delle forze che sono messe in campo da millenni e abbiamo costruito terra, campi, città, quindi non è possibile che uno lavori e uno no. Quindi l'autonomia è: voi volete stare con noi a darci una mano a migliorare il nostro mondo, altrimenti ci stacchiamo da voi. L'autonomia è il distacco da chi non ha voglia di fare un cazzo. Ed eccoci in diretta ancora con William Cisilino, il direttore dell'Arlef, che di fatto è la realtà che organizza, che vuole, che spinge perché questa festa si faccia ed è onorevole che si sia scelta una località piccolina ma molto rappresentativa, William. Sì, è molto rappresentativa perché pur essendo una comunità del Friuli occidentale, dell'ex provincia di Pordenone, è molto legata al resto del Friuli e poi anche una realtà che sul suo territorio abbraccia, potremmo dire, in 20 km dalla montagna fino alla zona collinare, quindi copre un territorio molto ampio e molto variegato. Ecco, si è parlato, si sono fatti riferimenti, un tempo forse le comunità facevano più fatica a esporre la bandiera del Friuli. Noi nel nostro sopralluogo già mercoledì abbiamo visto che questa località e non solo si preparava degnamente per questo evento. Ma Geremia Gomboso ci raccontava che 45 anni fa, forse l'ha detto anche a voi, no, esporre la bandiera del Friuli era quasi un atto di sfida. Adesso per fortuna è uno dei simboli più riconosciuti da parte di tutti i cittadini e da parte di tutti gli schieramenti, cioè non c'è destra, non c'è sinistra, giovani, meno giovani, tutti si riconoscono in questo simbolo, come è giusto che sia, perché rappresenta tutti noi. Ma secondo te c'era poco coraggio, c'era paura? Era un'altra epoca, c'era ancora il muro di Berlino, il mondo era diviso in due, aveva grossi problemi di schieramento. Adesso purtroppo ci troviamo con altri problemi, però perlomeno abbiamo un'identità a cui aggrapparci. Grazie William. Grazie a voi. Grazie per l'ospitalità. Noi adesso andiamo in pubblicità e poi abbiamo un ospite, un professore che ci parla dell'Università di Udine e del suo rapporto appunto con la lingua friulana e che passi si devono ancora fare. A tra poco. Eccoci qui con voi. Allora, il nostro Paolo Bassi credo che oggi si sia sbizzarrito a riprendere tutto questo ben di Dio che ci circonda. Peter Lunger, lei è d'accordo con me? Lei che rappresenta l'Università di Udine, ma è anche diciamo la persona che si preoccupa che venga fatta la giusta ricerca sulla nostra lingua. Esatto, l'Università di Udine, l'Università del Friuli, già da 25 anni ha istituito un centro interdipartimentale per la ricerca e lo sviluppo della lingua e cultura friulana, che è il CIRF, e che è stato voluto dal professor Marzio Strasoldo, all'epoca rettore, e che continua la sua attività
impegnandosi proprio per varie attività culturali, ma attività anche formative. È stato attivato da qualche anno un curriculum formativo specifico all'interno del corso di laurea in scienze della formazione primaria per l'insegnamento della lingua friulana e in friulano, per cui adesso stanno uscendo degli insegnanti che sono stati formati proprio con questo scopo preciso. Ma il CIR fa anche diverse altre attività, fa dei corsi di friulano per la pubblica amministrazione su incarico del Ministero, del Governo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fa dei corsi di friulano anche rivolti agli studenti e un'attività culturale a più ampio raggio, a più ampio spettro. Senta professore, concludendo, dai desiderata del professor Strassoldo a oggi, abbiamo centrato qualche obiettivo? Cioè, se lui fosse qui con noi sarebbe felice o no? Soddisfatto? Io sono convinto di sì, perché ho lavorato anche fianco a fianco, insomma, anche per la Società Scientifiche e Tecnologiche Furlane col professor Strassoldo. Effettivamente, come diceva anche William e Geremia Gomboso, 20 anni fa o 25 anni fa era molto più difficile anche all'interno dell'università, c'erano delle opposizioni, delle resistenze. Adesso la cosa invece è più accettata e ha più ampio spazio, per cui secondo me l'università nella comunità friulana sta facendo il suo ruolo e fa parte di questa comunità sia come formazione che come ricerca, e secondo me il professor Strassoldo sarebbe contento della situazione attuale dell'università e del friulano più in generale. Professore, grazie per la disponibilità. Grazie a voi. Grazie di cuore. Allora adesso è arrivato il nostro Andrea Valcic, che ricordo di aver intervistato anche a Sappada, però prima di Andrea vorrei mandarvi, ho incontrato ieri un altro friulano doc, un certo Bruno Pizzul. Bruno, 3 aprile, ti chiedo come guardi a questa data. Ma penso che festeggiare in qualche modo la ricorrenza secolare, no, di questa patria dal Friul sia un qualcosa di doveroso, perché sottolinea in modo particolare quella che è una caratteristica di queste terre, cioè questo essere rimaste legate soprattutto dalla lingua comune che era parlata, quantunque storicamente il territorio sia stato a lungo diviso tra impero austriaco, Venezia, l'Italia e via dicendo, però il friulano è qualcosa che unifica queste terre. Senti, e la parlata, la lingua, a che punto siamo secondo te? Si parla abbastanza o si potrebbe parlarlo un po' più ampiamente? Si parla abbastanza, si potrebbe sicuramente fare qualcosa di più. Di consolante c'è che si parla un po' più il friulano di quanto non si facesse fino a qualche tempo fa a Udine città. Udine città a lungo era stata caratterizzata da questa parlata veneta che non era nemmeno l'istro veneto del triestino o del goriziano, una parlata un pochino particolare che però pian piano adesso sta cedendo il passo anche al friulano parlato. Nuovamente in diretta Andrea Valcic, è una persona che vuole molto bene alla lingua friulana e soprattutto a qualcosa che cura, qualcosa di scritto. La Patria del Friul è l'unico giornale edito completamente in lingua friulana, pensa che è nato nel 1946 e oggi nel 2022 continua a uscire, a dare il suo contributo non soltanto linguistico ma anche di contenuti, di invito ai friulani ad approfondire la loro storia, la loro cultura, ma anche attento a quanto succede nella società civile contemporanea. Senti, guardando all'orizzonte, voltandosi dietro, abbiamo fatto più passi avanti o più passi indietro? Secondo me siamo in mezzo al guado, io vedo le nostre montagne dietro che ci guardano ancora con sguardo interrogativo, perché è bello essere oggi qui, la festa è una data istituzionale, però io vorrei che il 3 di aprile fosse anche il 4 di maggio, il 7 di luglio e il 18 di agosto che è il mio compleanno, perché i contenuti non possono essere isolati in una data soltanto, ma devono diventare pratica quotidiana, e penso alle nostre scuole. Non
non solo con l'insegnamento della lingua friulana, ma soprattutto con la storia. I nostri giovani e i nostri professori non conoscono la storia ricchissima, bellissima e interessantissima del Friuli, proprio in momenti come questi in cui l'Europa e il destino dei suoi popoli viene rimesso in discussione. Ecco, io una cosa che dico sempre: non c'è avvenimento della storia europea in tutti i secoli che non abbia visto o partecipa o in qualche modo coinvolto il Friuli, ma questo i nostri giovani e purtroppo anche i nostri insegnanti non lo sanno. Grazie ad Andrea. Marcus Maurmaire, spiegami, allora, oltre ad essere sindaco ha un ruolo fondamentale. Ha un ruolo fondamentalissimo, oserei dire, perché è presidente dell'ACLIF, che è l'Assemblea delle Comunità Linguistiche Friulane, ed è l'unico in qualche modo organo eletto direttamente, perché fa parte i sindaci delle comunità friulane, e quindi rappresenta veramente il nostro Parlamento. Buondì. Come presentazione. Benissimo, grazie Andrea. Quindi hai grandi responsabilità. Beh, disin che è un tocco che stiamo lavorando insieme a tutti i sindici per cercare di tenere alta la bandiera del Friuli, che è il sicuro, e partendo dai comuni, perché è l'unica istituzione che è nascuta dal voto dai consigli comunali. Senti, che peso ha quell'Aquila oggi? È una bella responsabilità, ma è una gran bella opportunità per la nostra gente. Non lo capiamo dal tutto, vin una regione a statuto speciale e la vin proprio perché in questi momenti vin una roba che ne distingue dal resto dal regione italiane, che livello tra minoranze. Tra questi è che è furlana, e si vuole mantenere la nostra autonomia e vigni da salvaguardare e da sviluppare la nostra lingua, la nostra identità, la nostra cultura. Grazie Marcus, buona festa. Noi adesso vi mandiamo, non tutto, ma magari poi, visto che dobbiamo salutarci perché poi c'è anche il telegiornale, un estratto che l'Arlef ci ha fatto avere del brano, dell'inno del Friuli, Inquintri al Doman, che non è stato rivisitato dal punto di vista dei contenuti, ma dal punto di vista musicale, quindi gustiamocelo. Inquintri al Doman. Inquintri al Doman. In alto fradiso indi aquile davanti alla storia di fronte al domani si inflamme che vive per stradis dal mondo si non di une patrie sin fis dal Friuli. Ascolteo Friulo tiere di libars di lenghis e popui se schiase di pas dai secoli paris nus claminadum a facili gris di un unidestin.
in diretta qualche passaggio che mi è arrivato dalla Presidenza del Consiglio regionale, dal Presidente Pier Mauro Zanin, che era impegnato e quindi ha fatto arrivare questa lettera. Le nostre tiere, le nostre Friuli, al Sace, vueli alla discugni, ravaiassi in come don dopo che tutti gli schiasi son colati su, quindi riferimento al terremoto. Però ho vinto un grun di paese che non san aiutat e come il toce a nu da un eman alle femmine sei frus che schiampi, e quindi il riferimento all'Ucraina. Perché come che ho vinto sempre dite il Friul a ringrazie e non dismente. Poi dopo e un'altra roba di tigni in mente, gli ueris di confin non hanno mai portata nuie di bon. Questo è uno dei passaggi del Presidente del Consiglio regionale. La sua missiva è stata appunto è arrivata qui a Vito d'Asio. Luigina Lorenzin, tu abiti qui? Sì. Pielungo. Pielungo, una borgata di Chiampi, in comune di Vito d'Asio, è il paese che ha il castello del conte Giacomo Cicconi. Come si vive da queste parti? Beh, c'è modo, per quello che mi riguarda, di leggere, riflettere, fare poesia, vivere tanto nella natura. Con il Covid c'è stato un po' di rallentamento anche qui, però vengono fuori, è bello che siamo in pochi, però escono tante risorse, c'è la scuola di musica, c'è la squadra di calcio, ci sono i poeti, insomma poi c'è la Proloco che si dà tanto da fare, quindi sono sempre le stesse persone, però cerchiamo di essere sempre vivi, di mantenere vivo questo territorio con difficoltà. Di parlare il friulano, che per noi insomma fino alla mia generazione è normale, è la nostra lingua, la lingua madre con cui siamo nati, e quindi siamo orgogliosi oggi di avere qui questa festa. È un'emozione anche dopo mesi in cui non si poteva far festa insieme. È stato davvero bello anche ritrovarci in chiesa con tutte le autorità, il coro di Rigolato col suo friulano, il nostro friulano, una cerimonia semplice però allo stesso tempo molto, molto intensa. Ecco Luigina, andiamo a chiudere. Di fatto voi dite non manca niente, però qualche difficoltà nei paesi un po' decentrati c'è. Sì, è difficile vivere la vita di tutti i giorni, è tutto un po' più complicato per noi, dei servizi che un pochino mancano, a internet che un pochino manca, quindi proprio ci vuole la voglia di restare qui. Di solito le difficoltà rinforzano, no? Sì, ma questo credo sia vero, siamo un pochino più testardi, un pochino più tenaci. A jeans. Bene, io con questo vi saluto, ringrazio Paolo Bassi, la diretta termina qui, la diretta da Casiacco, perché eravamo prima a Vito d'Asio per la messa, e vedete che ci salutano Vito d'Asio, 3 aprile 2022, 945esimo anniversario della Patria dal Friuli. Grazie. Esatto. Stia bene. Grazie. Abbiamo chiuso in bellezza, amici, rimanete lì perché credo ci sia la Spangaro col TG e forse ci rivediamo.